Benvenuti al ristorante Benita, sono Perrone Salvatore, il proprietario, lo chef di questo antichissimo ristorante. Siamo qua a preparare un piatto per Genova Gourmet, pesce nostrano alla ligure. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti che servono per la preparazione di questo piatto. Allora, iniziamo col pesce nostrano, in questo caso rata, delle patate già cotte a vapore, olio extravergine della Riviera Ligure DOP, un pesto di aglio e prezzemolo già pronto, pepe, sale, olive taggiasche, pinoli di Pisa o italiani comunque e della Maggiorana. Andiamo in cucina a vedere la preparazione di questo piatto. Allora, dopo aver pulito il pesce iniziamo sfilettandolo con un coltello molto affilato, cercando di seguire le lische. Potete farvelo fare anche dal pescivendolo, mi sarà molto contento. Da una parte, poi dall'altra, andando sempre molto attaccati alla lisca centrale. Questa lisca si può usare per fare un brodo di pesce da mettere poi nella preparazione per renderlo più gustoso. Incidete la pelle, dopodiché passiamo alla preparazione. Un po' d'olio, trito di aglio e prezzemolo, poi adagiate il pesce dalla parte della pelle. Dopo pochi minuti lo girate e si va ad aggiungere pinoli, le olive, patata e un po' di brodo di pesce preparato con la lisca, un pizzico di sale e del pepe. Ecco, si copre, aspettiamo che sia pronto. Ecco il piatto finito. Prima di terminare la cottura abbiamo aggiunto qualche fogliolina di maggiorana e adesso vi ricordiamo gli ingredienti. Pesce nostrano da 1,5 kg, 800 g di patate, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di prezzemolo, 150 g di olive taggiasche, 100 g di olio extravergine della Riviera Ligure DOP, 50 g di pinoli, sale e pepe quanto basta, un rametto di maggiorana. Buon appetito con Genova Gourmet, la vera Genova nel piatto. Il cosiddetto pesce alla ligure non è propriamente una ricetta storica, ma è un termine generalistico col quale molti ristoranti dalla fine del 1800 definiscono il pesce al forno. Poi le variabili sono infinite. Il tentativo è di riagganciare al pesce al forno, a cui ormai essendo diffuse vengono aggiunte le patate, e di dargli una riconoscibilità con i pinoli o con le olive, che sono una componente anche di piatti di carne e non solo di piatti di pesce. Poi ci può essere un'aggiunta di prezzemolo, di erbe, ma in linea generale è il piatto del pesce bianco di qualità che viene appunto identificato alla Ligure proprio per la presenza di alcuni elementi come i pinoli e le olive, che sono una specie di leitmotiv, un filo rosso che troviamo in tante ricette.